Siamo con il vice sindaco Loris Michelini. L'amministrazione comunale non pensa solo al centro storico, via Mercato Vecchio, via Poscolle, via Aquileia, ma interviene anche nella periferia. Sì, questo è un primo tratto, per dire la verità, questo progetto è partito parecchi anni fa, noi l'abbiamo trovato e migliorato per quello che che era di nostra competenza, ma non è l'unico che porteremo avanti, ma saranno anche altri interventi, soprattutto per quanto riguarda Viale Venezia, Viale Palmanova verrà migliorato un po' tutti gli accessi tra il comune e i comuni limitrofi, tra il comune di Udine e i comuni limitrofi. Io credo che oltre alle asfaltature, marciapiedi e anche cambi di trasporto pubblico locale e nuove linee urbane che verranno create nei prossimi mesi, ci sarà anche una miglioria per quanto riguarda i collegamenti, come dicevo prima, che sono anche di natura ciclopedonale, soprattutto ciclopedonale perché in previsione adesso abbiamo il piano regolatore delle piste ciclabili che non era mai stato fatto e che è importantissimo per poter fare in modo di collegare la ciclabilità non solo all'interno del centro storico ma anche all'esterno della circonvallazione interna nostra. Siamo con il sindaco Pietro Fontanini. Oggi si inaugura un nuovo tratto di viabilità tra via Popone, via Attimis e non solo, però una viabilità che pare non possa essere definitiva. Allora, queste viabilità ha delle rotonde che sono importanti, che evitano degli incroci molto pericolosi, questa è la cosa positiva. Poi queste curve che sono state create all'interno di questa viabilità non ci soddisfa, volevamo già modificare a livello così di progettazione, ma ormai le cose erano molto avanti, non siamo riusciti a fare questa modifica, però siamo intenzionati nei prossimi anni di modificare questo tracciato e renderlo rettilineo perché riteniamo che soprattutto chi transita, in particolare i vigili del fuoco che sono nelle immediate vicinanze, devono avere una strada che permetta loro di percorrere con la velocità dovuta, perché ricordiamo che sono mezzi di soccorso che devono percorrere strade a una velocità sostenuta proprio per arrivare prontamente nei luoghi degli incidenti dove necessita la loro presenza. Quindi sarà il nostro compito migliorare questa viabilità. Siamo con Alberto Maiolo, comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Udine. Oggi si inaugura la nuova viabilità vicino proprio alla caserma dei Vigili del Fuoco, quindi gli chiediamo che impatto può avere positivo, insomma, questa nuova strada, queste nuove rotonde. Sì, questo ha un impatto sicuramente positivo, migliorativo di quella che era la situazione della viabilità precedente, in cui i mezzi, sia nostri ma anche i mezzi che percorrevano la viabilità, si trovavano spesso a dover invadere la corsia opposta per poter passare su quella che è la via Attimis. In questo caso, con i miglioramenti che sono stati ottenuti, c'è una regolarità nel passaggio e quindi un miglioramento nelle condizioni di sicurezza, ripeto, sia per i nostri mezzi ma soprattutto per i mezzi esterni, soprattutto per i mezzi pesanti. Quindi anche la condizione adesso è migliorata. Sembra banale, no? No, aver Quindi è tolto determinante. la prima